Vorrei non seguirle pensando che poi invece le possiate leggere con calma, e c'è anche una nota bibliografica per chi volesse approfondire alcuni temi. Essendo io il primo di questo bellissimo ciclo di conferenze che il forum ha organizzato, io vorrei fare proprio una piccola introduzione al tema, insomma, cercare di entrare nel tema. Voi sapete, è già stato ricordato da Giuliana, che la Costituzione italiana, l'articolo 9, attribuisce al paesaggio un valore fondativo della Repubblica Italiana, e quindi diciamo il valore del paesaggio alla pari di altri valori, tipo la pace, tipo il lavoro, tipo la famiglia, insomma di questi valori costitutivi fondamentali della nostra Repubblica, della nostra nazione, del nostro Stato. E quindi questa nostra Repubblica chiede a tutta la società, alla società politica, ma non solo alla società politica, a tutti i cittadini, un particolare rispetto, una particolare cura, una particolare tutela di questo valore che è. Che cos'è quindi il paesaggio? Perché è così importante? Io non credo che sia poi così immediato, insomma, è così semplice pensare al paesaggio come un valore fondativo della coesistenza umana, insomma, no? Se noi andiamo qui, tra le migliaia di possibili definizioni del paesaggio, ve ne ho prese tre, insomma, una che la trovate sulla Treccani. Il paesaggio è una porzione del territorio abbracciato con lo sguardo, abbracciabile con lo sguardo, e vabbè, questa è una definizione molto neutra, molto tecnica, molto descrittiva. La Convenzione europea sul paesaggio che l'Italia, che è stata sottoscritta nel 2000 e che l'Italia ha recepito nel 2004, dice che il paesaggio designa una determinata parte di territorio così com'è percepita dalle popolazioni e il cui carattere deriva da fattori naturali e umani e dalle loro intersezioni. Qui comincia a essere molto complessa la descrizione, molto intricata, e più semplice mi pare, più diretta, più comprensibile mi pare questa definizione che dà la Corte Costituzionale con una recente sentenza, che è quindi la Corte Costituzionale, voi sapete che è l'organo che appunto di tutela della Costituzione, insomma il destinatario della coerenza costituzionale nelle legislazioni ordinarie. La Costituzione dice che l'ambiente è un bene della vita, e qui già incomincia a esserci una definizione interessante, no? Bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende la tutela e la salvaguardia della qualità e degli equilibri delle singole componenti. Quindi addirittura l'ambiente come la salute, no? Come il benessere fisico delle persone. Perché quindi è così importante l'ambiente? Io per aiutarmi in questo incontro ho preso un paio di mi sono fatto aiutare da alcuni artisti, poi venendo a Castelfranco dopo vedrete ovviamente il Giorgione, ma prima del Giorgione ho preso questo che è Ambrogio Lorenzetti. Questo Ambrogio Lorenzetti è un grande affresco che è stato fatto
nella prima metà del 1300 a Siena, nel Palazzo dei Novi, mi pare che si chiami, il palazzo pubblico, comunque Palazzo Comunale di Siena, e questo è, i libri di storia dell'arte lo indicano come la prima grande pittura di paesaggio nella storia dell'arte non solo italiana. Il comune di Siena ha commissionato ad Ambrogio Lorenzetti questa grande allegoria. Vedete a destra, vedete la parete dove è dipinto questo affresco del buon governo e del cattivo governo, due allegorie quindi del buon governo, due diciamo affreschi di propaganda potremmo dire, no? Cosa si vede nella parte del buon governo? Si vede in modo assolutamente straordinario, non solo per la valenza estetica, insomma pittorica, anche se vedete l'affresco è abbastanza rovinato, e questa diapositiva è ancora più rovinata, ma dovete un po' credermi, un po' intuire, insomma, anche dal punto di vista estetico, insomma, a parte diciamo la novità, proprio la rottura degli schemi pittorici che avviene tra il Medioevo e questo è addirittura può dire che è un precursore del Rinascimento, questo quadro di Ambrogio Lorenzetti. Cosa si vede? Si vede da una parte una città e dall'altra parte il suo contado, la sua campagna, la sua zona agricola di riferimento, dove appunto grazie al buon governo che è rappresentato in un'altra parte del muro della stanza, tutta la popolazione vive di felice e contenta. Ci sono delle donzelle che ballano, ci sono dei commerci fiorenti, la città è ordinata, è pulita, c'è un agio, c'è un benessere che poi è legato anche alla splendida visione delle campagne e delle colline senesi, che sono tutte ordinate, sono tutte diciamo coltivate in modo perfetto, prezioso, quindi ci sono contadini, facchini che trasportano le mercanzie e così via. Quindi che cosa vediamo? Vediamo intanto una relazione stretta tra il paesaggio naturale e il paesaggio architettonico, e il paesaggio culturale e il paesaggio diciamo artificiale, no? le opere dell'uomo e le opere della natura che si integrano e si compensano, si compendiano in modo equilibrato, in modo equilibrato, insomma, e quindi una diciamo qualità dell'ambiente molto alta, che si sposa con una qualità della vita, insomma, con delle dinamiche sociali, con un benessere sociale interrelato. Quindi vediamo un paesaggio come valore d'uso di una società, no? Un paesaggio ben usato, che è anche un paesaggio quindi bello, è un paesaggio cordiale, un paesaggio ospitale, quindi diciamo questa rappresentazione, questa allegoria ci dice che un bel paesaggio è anche un buon ambiente per viverci, e viceversa, quindi una
buona, potremmo dire oggi economia, insomma una buona organizzazione sociale, produce un buon e bello villaggio, il buono e il bello che si compenetrano, che vanno d'accordo. Dall'altra parte, questo era un tentativo, vabbè, sono sempre di vedere più da vicino queste bellissime paesaggi. Dall'altra parte c'è l'allegoria del cattivo governo e gli effetti del cattivo governo, anche questo il muro è molto rovinato, ma si intuisce, gli effetti del cattivo governo sono la miseria, sono i campi che non sono coltivati, sono le case che sono decadenti, la guerra, la violenza, c'è scene di rapina e così via. Quindi a raffronto, no, di queste due pareti, una in fronte all'altra, un ambiente, una società ordinata e dall'altra parte invece una società turbolenta, una società dove c'è disagio, no? Ostile, dove c'è lo squallore, da una parte l'armonia e dall'altra parte invece l'ostilità e la violenza. Ecco, questo mi viene insomma molto, molto facile, quindi facciamo un salto per divertirci un po', potremmo pensare a tante immagini che abbiamo oggi, no? Central Park a New York a destra, presa così come una delle immagini più idilliache, più felici di una città ordinata, diciamo, e dall'altra parte Caracas, dove vedete appunto come la qualità paesaggistica e ambientale si sposa con il tenore e la qualità della vita. Ecco, ma il paesaggio non è solamente l'aspetto esteriore, non è solamente l'evidenza visibile di un territorio, di un ambiente. Non è paesaggio, non è un panorama. Non è un bel panorama, non è una cartolina, non è un bel vedere, non è come dicono molti urbanisti che pianificano il paesaggio, adesso si sono inventati questa cosa dei coni visivi, no? Mettono degli angoli visivi, dice se ti metti qui in questo punto con questa ampiezza d'angolo tu riesci a vedere un bello scorcio e quindi salvaguardiamo quel bel vedere, quella cosa. I paesaggi, diciamo al plurale, esistono nella misura in cui contengono, sono appunto l'immagine di componenti strutturali e di componenti funzionali, fisiche, biochimiche, biologiche, ecologiche, no? Esistenti su quel territorio. Un paesaggio non esisterebbe, non potrebbe esistere se non ci fosse un sottostante tessuto connettivo geofisico che appunto sostiene quelle componenti vegetali, quelle presenze animali, quelle presenze antropiche, quelle costruzioni, quegli artefatti, quei monumenti che si vedono. E dietro quindi il paesaggio non c'è solo quindi per diciamo cogliere le valenze paesaggistiche non è sufficiente
come dire, una sensibilità estetica, no? Non è sufficiente riconoscere e apprezzare la bellezza, serve questo, ma serve anche capire che quella bellezza è consentita da un territorio capace di sostenere quella visione, sostenere quelle componenti biologiche e naturali e culturali che lì si sono insediate. Quindi, oltre ad una sensibilità estetica per poter apprezzare le evidenze paesaggistiche, serve anche una sensibilità analitica, non so come dirla, insomma, no? Ecco. Questa è la carta geomorfologica del Veneto, dei pezzi della carta geomorfologica del Veneto, è un volumone grande, ma per dirvi che se lì può crescere una vigna, o se lì può crescere un gelso, o se lì può insediarsi un borgo, dipende da cosa c'è sotto, dipende da cosa? Da una quantità enorme di varianti e di conoscenze geologiche, idrauliche, botaniche, eccetera, eccetera, che formano quel territorio. Cioè il territorio non è un supporto inerte, il territorio, la terra, è una materia vivente, ci sono i cicli biochimici, ci sono i servizi ecosistemici, ci sono le reti ecologiche, ci sono le reti ovviamente quelle idriche, ci sono forze dinamiche sempre in movimento, in trasformazione, ci sono delle energie vitali, no? Che attraversano il territorio, e grazie a queste una pianta può crescere quella pianta e non altre piante, grazie a particolari condizioni geologiche si può insediare una cosa e non un insediamento e non un altro. Quindi questa è la seconda sensibilità che occorre avere, no? Quella estetica è quella del geografo, è quella del geologo, è quella del botanico, è quella del conoscitore, capace di quindi cogliere le valenze naturalistiche di un territorio. Se non si fa questo, succede quello che vediamo, no? Quelle sono l'alluvione di 2 anni fa a Vicenza, siamo nel Bellunese e così via, e quindi quando non si hanno queste sensibilità, no? Oppure queste sensibilità sono scavalcate da altri tipi di sensibilità, che sono quelle per il denaro, sono quelle per l'arricchimento facile e miope, eccetera eccetera, succedono che si rompono questi equilibri, che il paesaggio diventa un brutto paesaggio e l'ambiente diventa un cattivo ambiente, cioè la natura, invece di essere madre, diventa matrigna, perché la usiamo male, quindi dobbiamo fare quelle manifestazioni per impedire le cave, per impedire le strade, per impedire eccessivi consumi di suolo. Ecco. E c'è una terza sensibilità che io penso serva avere per poter apprezzare, riconoscere e apprezzare le valenze ambientali. Non bastano queste due, secondo me ne serve un'altra, che potremmo chiamare
potremmo chiamare una diciamo, coscienza empatica, non so come dire, empatia è un po' più di simpatia, non so come dire, entrare riuscire a immedesimarsi, insomma, riuscire a entrare in sintonia affettiva, in sintonia emozionale con l'ambiente, con la natura, con il paesaggio che ci circonda, dove noi siamo immessi, siamo parte di questa natura, di questo paesaggio. E qui mi è venuto ovviamente in mente, e come non farlo, uno dei capolavori assoluti della pittura e dell'arte mondiale, che è La Tempesta di Giorgione. Qui siamo più di un secolo dopo il Lorenzetti, e questa è, diciamo, davvero una specie di manifesto del Rinascimento italiano, del Rinascimento, dell'umanesimo, insomma. Gli storici dell'arte si stanno ancora stracciando le vesti per tentare di capire questa stranissima composizione, dove qualcuno dice che questo apre, che è più ancora del primo tela a olio, diciamo, decisamente paesaggistica, che apre un nuovo tipo di soggetto, che è quelli soggetti di fantasia, perché qui il soggetto non è né mitologico né sacro, no? E quindi è davvero un soggetto più unico che raro nella storia dell'arte. E io penso che si tratti proprio di una allegoria della natura, una allegoria della vita, ecco, un'allegoria della condizione umana, dove il centro, anche se non è proprio il centro, ma diciamo nel dispositivo prospettico aereo che il Giorgione si inventa su questa, che è un'opera piccola, è all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, che è la galleria dell'Accademia di Venezia, è credo 70x80, una cosina piccola. Al centro, vedete, c'è questa nutrice, questa donna, una zingara, una cittana la chiamano, che è quindi una figura femminile che allatta, quindi una nutrice, che qualcuno le vede il simbolo della carità, no? Che provvede ai bisogni dell'umanità, cioè la vita, l'origine della vita e la riproduzione della vita. L'uomo è in disparte e dicono che sia un soldato perché ha quell'asta. A me piace vederlo come uno sorvegliante, come un guardiano, no? Che è in disparte ed è sorveglia amichevolmente, ha uno sguardo non di soldato, no? Uno sguardo compassionevole, compassionato, non so come dire, no? verso questa. E il tutto è dentro un paesaggio naturale. C'è chi vede in questo un'allegoria dei 5 elementi, dell'acqua, della terra, c'è questo straordinario folgore che attraversa il cielo, da cui il titolo La Tempesta, che è il fuoco. Quindi diciamo un'allegoria dove vedete l'uomo e la donna, l'essere umano è totalmente all'interno della natura in questo paesaggio, non c'è una separazione tra cultura e natura. In più c'è questo sguardo incredibile della nutrice
della zingara, della cicana, che guarda l'osservatore, lo spettatore, lo guarda, e c'è quindi un gioco, un triangolo, un dialogo mutuo, no? Tra il guardiano, l'uomo che guarda, che sorveglia e guarda la donna che guarda lo spettatore, l'osservatore. Quindi noi che guardiamo questo quadro veniamo catturati all'interno di questo dispositivo prospettico, siamo immessi in questa visione. Ci troviamo dentro, siamo immedesimati, siamo coinvolti, siamo parte di questa, mentre vedete, prima Lorenzetti, no, vedete, c'è un distacco tra la rappresentazione del paesaggio e l'osservatore. Qui l'osservatore è immesso all'interno di questa visione. Ecco, mi pare che questo quadro più di ogni cosa spieghi che cosa può essere una empatia, cioè entrare in sintonia affettiva con l'ambiente, insomma, non esserne parte, insomma. Di solito appunto si usa empatia come essere in grado di percepire la condizione altrui come se fosse la propria, quindi diciamo serve una sensibilità umana, no? Verso le altre persone, per diventare amici, per entrare in simpatia con gli altri. E così è con un paesaggio, così è con la natura. Serve una sensibilità empatica per entrare in sintonia con la natura, con un paesaggio, con un territorio che quindi diventa luogo. Qui appunto molti, Alberto Magnaghi, Salvatore Settis e quanti altri si occupano di paesaggio, parlano di genius loci, cioè i paesaggi hanno un loro temperamento, hanno delle loro caratteristiche, hanno una espressività, anzi il codice dei beni culturali e ambientali parla appunto di ambienti espressivi di identità. Beh, a tutti voi sarà capitato, no? Di tornare in un posto dove si è stati l'estate prima e così via, no?